Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina ho una domanda per le anime belle, per tutti i buoni, illuminati e progressisti, per esempio quelli che in queste ore si stanno scandalizzando molto dalla diplomazia, sicuramente irrituale, creativa, diciamo, per usare un eufemismo di Donald Trump. Ne abbiamo parlato tanto e ne riparleremo. Donald Trump è l'unica speranza comunque in questo momento per l'Occidente per chiudere alcuni teatri e tenere il punto su alcune battaglie, ma stamattina c'è questa immagine che nella sua tragicità è di una potenza ineludibile e che ci fa porre la seguente domanda, le anime belle: ma davvero pensate che Gaza possa rimanere questa cosa qua? Utilizzare il termine cosa non è mai bello, perché dà l'idea di, no, di una espressione generica di chi non sa utilizzare un termine adeguato per descrivere quello che ha in mente, ma non riesco a trovare un termine appunto per descrivere le immagini che sono arrivate da Khan Yunis, nella striscia di Gaza, dove le belve, e anche questa è una parola non adeguata, ma non ce n'è una, di Hamas hanno restituito dei corpi di civili israeliani sequestrati il 7 ottobre 2023. Tra di essi, oltre a un uomo anziano, c'era Shiri Bibas, la mamma che era stata sequestrata con i suoi due figlioletti, e anche i due figlioletti erano tra i corpi mostrati nelle bare. Ariel e Kfir, che quando furono sequestrati, strappati alla loro vita e portati nei cunicoli di Gaza, avevano rispettivamente 4 anni e 9 mesi. 4 anni e 9 mesi vengono sequestrati da queste SS contemporanee e passano l'ultimo anno e mezzo probabilmente nei tunnel di Gaza insieme agli sgherri di Hamas. Ecco, queste bare sono state mostrate su un palco allestito, eh, ehm, con un apparato scenografico pazzesco, ovviamente i miliziani tutti schierati a favor di telecamera. Sapete che poi le telecamere occidentali non vedono l'ora spesso di fare favore ad Hamas, quindi l'immagine sta rimbalzando ovunque, tranne che in Israele, dove non la mandano per rispetto alle vittime. Dietro, su questo incredibile scenografia dell'orrore, c'è una gigantografia del presidente israeliano Netanyahu, raffigurato con le fattezze di un vampiro, e presentato con una scritta: criminale di guerra nazista. Cioè, coloro che nei loro raduni fanno il saluto nazista, perché i miliziani di Hamas, da bravi antisemiti radicali, fanno il saluto nazista, e che hanno come missione, scopo principale della loro attività, la cancellazione dello Stato degli ebrei, presentano Netanyahu come un criminale nazista, mostrandogli i corpi di 4 ebrei, tra cui 2 bambini. Tutto questo come se si trattasse di intrattenimento, cioè non so come dire, il Sanremo di Hamas, il Sanremo dell'orrore. Questa cosa sta circolando stamattina in rete. Allora, si può pensare quello che si vuole di Netanyahu, delle iniziative diplomatiche di Trump. Questi sono tutti argomenti a valle tra persone, diciamo, più o meno per bene, che condividono 2 o 3 cosette, no, tra cui, la dignità intrinseca della vita umana e anche il rispetto davanti alla vita che viene meno, quantomeno, no, davanti alla morte. Qui c'è un problema a monte. Cioè, Gaza può davvero, secondo voi, continuare a essere questa cosa qua, questo incubatore di odio, terrorismo, antisemitismo selvaggio, orrore puro? È evidente che se Gaza rimane questa cosa qua, il loro obiettivo è un 7 ottobre appena possono, e rifarlo appena possono, per reimbastire la scena dell'orrore e ridare la colpa a Israele. Loro dicono: i bambini sono morti sotto bombardamenti israeliani. Non è dato saperlo, siamo scettici su qualunque cosa dica Hamas, a differenza di molti nostri colleghi. Ma se anche fosse, quei bambini sono stati strappati dalle loro camerette da Hamas, sequestrati da Hamas, e Israele ha provato a liberarli. Questo è il punto. E soprattutto il punto è: nessun uomo di buona volontà, di intelletto e che custodisce dentro di sé una vaga umanità può pensare che Gaza possa rimanere questa cosa qua. Vi siete scandalizzati tanto per la riviera di Trump, sarà un'espressione così facilona, provocatoria, ma vi scandalizzate per la riviera e non vi scandalizzate per questa roba qua oscena?
Riviera o no, Gaza non può più essere il parco giochi dell'orrore di Hamas. Chi non condivide questa premessa è un oggettivo alleato, in questo caso sì, del nazismo contemporaneo. Grazie a tutti, rimanete con noi perché ingombe l'arrivo del direttore Vittorio Feltri per il Bamba della settimana.